Amici di Bella Sicilia, buonasera a tutti da Cefalù. Cefalù vista dal mare. Cosa ne pensate di questi momenti che stiamo vivendo in diretta insieme a Stefano? Buonasera. Ciao a tutti. In diretta a godere delle bellezze di Cefalù, però da una prospettiva inconsueta. Sì, ci troviamo davanti a un luogo magico, come dico io spesso. Un luogo magico perché intanto siamo alla base, proprio da questa prospettiva possiamo godere del frontone della Rocca che sovrasta l'intera città, e poi perché in questo luogo, esattamente lì dove c'è quell'arco ogivale, alle spalle insiste Dove c'è il fiume Cefalino. esatto, esce il fiume Cefalino, il lavatoio medievale, ecco, non mi veniva il lavatoio medievale, e da lì esce un ramo del Cefalino, l'altro molto più grosso e importante esce invece a Presidiana, che è il luogo da dove siamo partiti. Non dimenticandoci ancora che possiamo ammirare da qui la Porta Pescara, una delle 7 porte di accesso alla città, esattamente si trova dove ci sono i bagnanti alle spalle degli ombrelloni dell'Esdraio, e sempre questa cornice rimane importante perché è stato immortalato in un film famosissimo, premio Oscar, tra l'altro, Nuovo Cinema Paradiso, in una delle scene più importanti del film. E noi in questo momento ci troviamo su di un gommone. Esatto, questo è il gommone. Salutiamo a Daniele. L'ammiraglia della Tre Nodi. Ecco, conosciamo gli altri amici che ci stanno accompagnando in questo viaggio e poi parleremo anche di questo progetto che Stefano porta avanti per valorizzare la sua bella Cefalù e non solo. Conosciamo intanto Silvio. Ciao. A vivere insieme a noi questo momento, ma cosa si prova a vivere una serata così? È un'esperienza unica. Lo è per noi che la viviamo anche più volte a settimana. Presumo lo sia ancora di più per chi lo vede la prima volta. Poi il sole ci sta aiutando, che si riflette sulle case quasi al tramonto. Come dicevo prima, assume un aspetto totalmente diverso dai colori appunto che assume durante tutta la giornata, quindi è sicuramente un'emozione indescrivibile. Si vede un'altra parte di Cefalù. Quindi. Esattamente, io dico sempre ai miei turisti che Cefalù dal mare è come se fosse un'altra realtà, cioè la vivi appieno, a 360 gradi. Cosa ne pensate di questi momenti? Cosa ne pensate di Cefalù vista direttamente dal mare? Lasciatelo scritto nei commenti. Mentre noi vi facciamo vedere in diretta le immagini di questa città. Stefano, vivere Cefalù dal mare è vivere un'esperienza diversa, perché si possono ammirare luoghi che dalla terraferma non si possono guardare. Noi poco fa abbiamo visto tutta la parte fortificata, abbiamo visto il Duomo da un'altra angolazione. Sì, è semplicemente una questione di prospettiva, è una prospettiva diversa, inusuale ai più perché insomma il centro storico è già bello di suo, però io ritengo che dal mare invece acquisisce un tratto veramente diverso, e forse è anche il motivo per cui poi Ruggero II forse scelse questa località. Sicuramente per il fatto che Cefalù è baricentrica rispetto all'asse Palermo-Messina, la direttrice Palermo-Messina, ma probabilmente attratto anche da questo magnetismo che questa città sprigiona naturalmente, in maniera proprio naturale. Chi riesce ad avere, chi è un po' più sensibile, chi ha un animo più sensibile, io sono sicuro che lo avverte queste vibrazioni e queste emozioni. Infatti tanti commenti stanno appunto evidenziando ciò, l'emozione sta trapelando tutto e noi continuate a lasciarci i vostri commenti perché li leggeremo in diretta insieme a voi. Prego Daniele. Quando nasce il vostro progetto? Il progetto nasce appena un lustro fa,
È un'azienda giovanissima, con una flotta giovanissima, è fatta ed è, come dire, guidata dal suo titolare, che poi è mio fratello, che mette anima e corpo in ogni sua impresa, e quindi tiene tantissimo all'efficienza dei mezzi, alla pulizia dei mezzi, al fatto che lui li rinnova quasi annualmente, rinnova il parco appunto dei polmoni quasi annualmente, e questo è un tratto che ci identifica e ci differenzia dagli altri nostri colleghi competitors. Dove ci troviamo in questo momento? Perché siamo a bordo di un gommone della vostra flotta. Sì, siamo a bordo di un 740, questo è il nostro gommone ammiraglio con una motorizzazione da 150 cavalli, e questa viene guidata con... occorre avere la patente nautica, ecco, per guidare questo, per navigare con questo gommone. Mentre gli altri sono tutti gommoni da 6 metri e senza patente, con motorizzazione di 40-70, naturalmente una navigazione entro 3 miglia, e possono essere guidati da tutti, ovviamente da maggiorenni, possono essere guidati con tranquillità, con semplicità. Noi diciamo sempre ai nostri clienti che devono fare tutte le manovre senza frenesia e con calma. Questo è il segreto per trovarsi bene in acqua e in mare. Ma quanto tempo ci vuole per ammirare Cefalù dal mare? Noi offriamo dei pacchetti, offriamo naturalmente l'intera giornata, noleggere l'intera giornata, oppure si possono fare 2 combinazioni, o quella mattutina dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per la pomeridiana siamo un po' più tolleranti, perché diamo la possibilità di far ammirare anche il tramonto ai nostri clienti. Quello che faremo adesso, l'esperienza che vivremo noi, gli amici di Bella Sicilia. Fateci sapere intanto da dove ci state guardando, e facciamo i complimenti a Stefano e a tutto il team, perché danno la possibilità di vivere questa emozione qui dal mare, Cefalù. E continuate a seguirci per vivere anche il momento speciale del tramonto che sta per avere luogo, ancora qualche minuto, ma noi torneremo a collegarci, quindi seguiteci tra poco per altri collegamenti. Adesso andiamo a Santa Lucia, faremo vedere Santa Lucia, Calamita, e poi insomma rientriamo, il sole comincia a scendere. Intanto tra i tanti amici che salutiamo anche Lilian, che ci guarda dalla Colombia, È fantastico. e tutti gli amici che d'oltreoceano si stanno collegando a vivere con noi qui dalla Sicilia questo momento. Sicuramente in molti conoscono Cefalù, ma eventualmente per quei pochi che non conoscono questa città, come possiamo descriverla? È una città, diciamo, unica. Io definisco sempre Cefalù l'isola nell'isola, nel bene e nel male, naturalmente. È una antichissima città, da antiche tradizioni, abitata da uomini che sostanzialmente amano vivere nella natura, in natura, in piena armonia, con profondo rispetto di tutti. Salutiamo anche Alfonsina dal Belgio, Biagina da Bonpietro. Continuate a lasciarci i vostri saluti, i vostri commenti, e noi continuiamo la passeggiata. Allora Stefano, ci mettiamo in viaggio? Sì, riprendiamo il mare. Ed il viaggio continua. Continuate a seguirci, perché i momenti più emozionanti vi saranno tra poco.